E buonasera a tutti, siamo qua lunedì 17 gennaio, è la prima puntata del 2022, quindi è un grande piacere riprendere le puntate che ci siamo lasciati ovviamente a dicembre con Luca Sartini, l'astrologo del calcio che ci fa sempre sognare ogni anno con le sue ovviamente i suoi ragionamenti, le sue traiettorie che riescono in qualche modo ad abbracciare sia gli astri che i talenti calcistici, gli astri calcistici. Noi ci ritroviamo invece oggi con un amico, questo anche per cercare di spostarsi un po' dall'asse. Noi trasmettiamo da Milano, andiamo sul web, su Facebook, siamo online, però avere anche delle persone, dei grandi ovviamente intermediari come in questo caso, personaggi legati al territorio, la cosa mi fa molto piacere. Infatti tra un po' introduco l'amico Michele Frattini. Nel frattempo io vado ad omaggiare la società Pro Phoenix che ci aiuta in questa nostra iniziativa con un piccolo spot che è di 30 secondi. A dopo. Ci tengo anche a sottolineare che la nostra iniziativa, che appunto riguarda Che Calcio Che Fa, si appoggia anche a un'associazione che conosce Frederick per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.emma.it, unisciti alla campagna Ogni giorno per Emma, ed è un'associazione che conosco molto molto bene, molto seria e molto importante anche dal punto di vista della ricerca delle malattie, nei confronti delle malattie rare. Allora, a questo punto non mi resta che ricalarmi nella questione calcistica, prettamente calcistica, e ci colleghiamo con lo studio di Tele Etruria. Questo per dire che siamo ad Arezzo, in Toscana, e parliamo con un intermediario, un talent scout che conosco da qualche anno, che è Michele Frattini. Ciao Michele. Ciao Fulvio, che piacere e soprattutto che onore, perché sei un grandissimo, e non ti ho conosciuto al bar, ti ho conosciuto presso gli studi televisivi di Sport Italia. Dunque, grande sei, grandissimo sei rimasto. Un saluto a tutti i tuoi amici, diciamo, certo, ai web audience, diciamo, ascoltatori di Che Tempo Fa. Ho fatto bene a premettere, perché velocemente volevo ringraziare anch'io ulteriormente Luca Caneschi, il direttore amico anche Tele Etruria, appunto sito qui ad Arezzo. E ringrazio che mi ha dato la sua base per cercare di collegarmi anche con voi, che ero a spasso in macchina. Grazie. Ecco, benissimo, ringraziamo ovviamente Tele Etruria, che quindi è un emittente del territorio che trasmette, dove ti vede comunque protagonista, mi hai detto, qualche volta alla settimana, quindi come opinionista. Sì, loro è lunedì, oggi no perché c'è Fiorentina-Genoa, andrò a vedere la partita, ma lunedì sono sovente solito venire al club del lunedì, che si occupano di tutta la Serie A, non solamente di Fiorentina territoriale, insomma, del nostro territorio, ma anche del Milan, della tua Inter e di tante altre società. Beh, ma d'altronde Che Calcio Che Fa è una trasmissione che va nella direzione proprio allargata, no? Quindi non è legata solo al territorio. Dicevo prima il discorso di Milano, perché siamo a Milano, quindi è un po' più facile, un po' più collegabile avere dei personaggi che sono strettamente legati alle realtà lombarde. Però non è vero, perché poi comunque in generale il calcio è trasversale, abbiamo tantissimi tifosi, infatti mi piacerebbe fare una sorta di giro d'Italia, soprattutto con i gruppi Facebook delle varie squadre, che potrebbero quindi in qualche modo interagire. In questo momento invece io voglio interagire con un fiorentino, giusto? Un toscano sì, doc. Giustissimo, fiorentino da sempre. Fiorentino da sempre, però ricordiamo il tuo ruolo nel calcio è quello di intermediario, procuratore, tale scout. Intermediario, diciamo che è anche scouting, bravo, tale scout, perché nasco come inizialmente, almeno dico un po', ognuno ha la propria storia, io ho anche aggiuntivo la mia, io nasco, diciamo, per il Torino, perché per il Torino Calcio, quando c'era responsabile del settore giovanile Antonio Comi, ero insieme ad Antonio Cavallo che mi capeggiava,
ero diciamo lo scouting per gli under, ecco, andavo in giro a scoprire gli under e in quell'anno ne portai 6, dunque in quegli anni quando c'era ancora Romero presidente. E da lì diciamo sono tornato poi alle volte di Firenze perché il centro tecnico di Coverciano, il CTC, è appunto ubicato a Firenze, è la mia Firenze perché appunto origini bisogna sempre dichiararle e da lì sono stato accanto a un grandissimo, ecco, che tuttora è uno dei miei migliori amici, se non il migliore, ecco, se dovessi, Giancarlo Antonioni, anche bandiera della città stessa di noi fiorentini, dunque da lì sono stato 15 anni con lui, accanto a lui, 17 accanto a lui e qualcosa penso aver carpito, ecco, tutto qua. Beh, da lui indubbiamente grande giocatore, grande ha appassionato tutti noi. Io ho una certa età, purtroppo mi duole dirlo, però quando lui debuttò in nazionale era nel periodo post campionati del mondo del 1972, quando dismisero alcuni giocatori come Burnic, Riva, Rivera, Mazzola, quella vecchia guardia che poi in realtà aveva 31-32 anni, adesso giocherebbero ancora alla grande. E partì la Nouvelle Vague, un po' mischiata con qualche vecchietto dell'epoca, ma il centrocampista elegante su cui Bernardini fece la squadra era proprio Giancarlo Antonioni, quindi dopo ha fatto la bellissima carriera. Senti Michele, io ho dei temi, ho delle varie situazioni, mi piace conoscere anche abbastanza approfonditamente da parte tua la realtà ovviamente della Fiorentina. Anche ultimamente sono successe anche alcune cose interessanti che mi piace anche perché la Fiorentina deve riprendere anche il ruolo di squadra importante, lo è sempre stata, però negli ultimi anni ha avuto una gestione un po' decadente, no? E quindi non c'è mai tempo per riuscire a progettare qualcosa. Adesso sembra qualcosa che stia andando con questo nuovo presidente, quindi vediamo un po'. Allora, prima di calarci in queste logiche, parliamo un minimo, insomma, della realtà del calcio italiano in questo momento storico. Vediamo un attimo i risultati innanzitutto del campionato, cosa ci ha detto l'ultima sessione. Quindi abbiamo appunto la Sampdoria che perde in casa con il Torino per 2-1, la Lazio che batte 3-0 la Salernitana, la Juventus che batte l'Udinese 2-0, una bellissima partita a Reggio tra il Sassuolo e il Verona che regola il Sassuolo in una partita rocambolesca per 4-2, il Venezia che pareggia in casa con l'Empoli, la Roma che vince 1-0 con il gol di Olivera contro il Cagliari e l'Atalanta che fa una bella partita, anche l'Inter una bellissima partita ieri sera 0-0 impattando ovviamente il risultato. Stasera, anzi tra poco alle 18:30 Milan-Spezia, Bologna-Napoli, quindi sono le due inseguitrici della squadra in testa alla classifica e poi un Fiorentina-Genoa che è una partita per niente banale e quindi bisogna fare molta attenzione. Cosa dici per la partita di stasera? Senza avventurarci troppo nel discorso tecnico. Ecco. No, per la partita di stasera chiaramente la Fiorentina deve dimostrare che per quanto concerne il campionato stesso, l'ultima gara persa con un pocherissimo del Torino Calcio e poi il Torino si è dimostrato anche essere una buona squadra perché nonostante Juric sia un grande allenatore, la scuola Gasperini, il Torino ha subito pochissime reti, mi sembra 18, dunque sia al terzo posto di vanto per quello che concerne la difesa. E dove la Fiorentina stasera deve fare la gara. Il problema è sempre uno. Il Genoa oggi ha cambiato allenatore, anzi ieri, dunque quando c'è cambio panchina di solito non sono mai partite, ecco, non si guarda mai la classifica, però la Fiorentina deve, uso un must, deve vincere per dimostrare di stare in vetta almeno in Europa, di rimanere tra le prime 6. Ha alzato il livello perché con Iconè, bene o male, è andato a prendere un calciatore che già calcava la Champions League con il Lilla, era il riferimento del Lilla, e dunque la Fiorentina ha fatto il colpo per quanto concerne quella fascia a piede invertito. Che dire, è un attacco mancino, non voglio andare sul tecnico, però è un attacco mancino perché lo stesso Nico Gonzalez parte da sinistra, lo stesso Vlahovic, Classo Emila, l'attaccante, il forward che tutti vorrebbero e forse qualcuno avrà, e lo stesso Iconè, sono mancini tutti e tre, dunque un attacco mancino penso ce l'abbiano in pochi. I mancini nel calcio, non voglio essere un professore,
ma nel calcio prima di bocciare un mancino bisogna contare fino a 10 e poi ne contare ancora. Hai Dunque, perfettamente ragione, perché innanzitutto ce ne sono di meno e poi in ogni caso hai quella possibilità di poter rientrare al tiro. Ricordiamoci Robben, no? Che quindi giocava a destra per rientrare sul bravissimo, sinistro, no? E bravissimo. quindi Ricordiamoci, ma anche oggi lo stesso Salah, lo stesso Zaniolo, certo, ora non per fare comparazione alcune, però insomma sono tutti giocatori. Stesso Bruno Conti che iniziò da destra alla Roma e non solo, e poi rientrava andando verso la sinistra. Insomma, ormai il calcio non si inventa più niente di nuovo. Chiaramente all'epoca, forse tu sei più grande, non più sì, vecchio, sei più grande di me. sì, Dunque dico, all'epoca c'era il mancino, era la mano, dicevano, del diavolo, no? Invece il piede era il piede di Dio. Ora, con tutto rispetto, il piede, basti pensare a Maradona e Messi, ai due argentini, per stare un po' silenti, un po' tutti quanti. Bene, allora andiamo a vedere un attimo dove sta questa Fiorentina. Eccola qua la classifica attuale con l'Inter a 50 punti e deve recuperare una partita. Poi abbiamo il Milan che appunto deve giocare oggi e potrebbe superare parzialmente l'Inter. Probabilmente andrà così perché lo Spezia non dovrebbe essere un grandissimo ostacolo. Napoli che incontra il Bologna ed è a 43 punti, l'Atalanta a 42, la Juventus a 41, la Roma a 35, la Lazio a 35 anch'essa perché il duo di Romano è lì appaiato, e poi all'ottavo posto c'è questa bellissima Fiorentina che deve recuperare anche delle partite, quindi insomma Bravo. arrivato a un certo punto è importante questo discorso di una Fiorentina quadrata che riesce a fare risultato su risultato. Torino, come dicevi tu, si è tirata fuori da un momento iniziale, ha pagato il risultato di Juric, e il Verona che è sempre un po' una sorpresa, perché era una sorpresa con Juric gli ultimi 2 stagioni ed è una sorpresa anche No, quest'anno. ma infatti, se tu riesci a restare un attimo per un'immagine sulla classifica, se riesci, visto, se mi rimetti gentilmente un attimo in fermo immagine, il pokerissimo del Torino, ci sei, a parte la vittoria, io se non sbaglio leggo 20 reti subite, se vai Certo, su 21 l'ha subite la Juve, qui certo. allora 23 addirittura il Milan, se non erro. Dunque il Torino ad oggi sarebbe la seconda classifica migliore del campionato, se non erro. Dunque, Certo, no, è la 1, terza, 2, anzi la terza, 16, 15, 1, 20. La terza 2, migliore del la campionato. terza del campionato, tra parentesi, superando il Milan, l'Atalanta stessa. Beh, l'Atalanta è una squadra che strappa molto di più e quindi prende più gol da un certo Sì, punto di sì. vista. È più L'Atalanta è garibaldina. come, hanno degli allenatori molto simili, Gasperini e Certo, Sarri alla Lazio. Loro tendono più alla Zeman, a farne uno in più rispetto che prendere meno. Dunque giocano, ledono quando giocano, riescono ad attaccare, riescono a far giocare davanti il tridente, che poi anche lì, anche sulla tecnica o sulla tattica, la tua Inter, mi piacerebbe parlare della tua Inter, Fulvio, perché per esempio mi tiri degli assist, ma come fanno? Ora così, non per fare il tuttologo, ma anzi imparo con voi apertamente come analisi, ci sono anche insomma, i tuoi amici dei social, ma vai. come fanno a dire che l'Inter gioca, faccio un esempio, no? Certo. Gioca con un 3-5-2, faccio un esempio, 3-5-2, quando a me risulta che l'Inter giochi con Dzeko davanti, dunque unica boa centrale, e con dietro giochi due trequartisti, Lautaro e Çalhanoğlu. Dunque l'Inter con il 3-5-2 non ci ha mai giocato quest'anno. E questo, Inzaghi, una cosa che ho notato, alla Lazio svolgeva un gioco sempre bello, si è tolto soddisfazione. All'Inter ne svolge un altro, perché i due dietro, i due trequartisti che fanno la differenza, perché Ok. l'Inter l'anno scorso aveva Lukaku, faceva palla avanti con dietro Martino Rotaro. Quest'anno ha due trequartisti che vanno Però, in profondità verso... ok. Hai provocato, diciamo, Sì, scherzosamente, certo. nel senso che effettivamente nella Lazio aveva sì i trequartisti che partivano e aveva una punta molto rapida come Immobile, no? E quindi Bravo. era una squadra contropiede. Qua sta invece imponendo il gioco, però io non sono molto d'accordo sul discorso di Dzeko davanti, ma è un Dzeko che gioca proprio nel cuore del Di gioco con manovra, Lautaro. no, Di manovra, vorrei esatto, finire. esatto, Mi di sono male manovra. espresso. Allora, E come hai ragione, modulo, e hai Dzeko è ragione. l'unico attaccante di riferimento
e Dzeko è l'unico attaccante di riferimento. Poi lui si è sempre mosso di manovra cercando riferimenti a centrocampo e poi andare su, però è l'unico attaccante di riferimento. L'attaccante dell'Inter è uno solo. E in parte con una situazione completamente differente anche come tipo di gioco e tipo di giocatore, ha recuperato una percentuale del gioco di Lukaku dell'anno scorso. Non è lo stesso ovviamente, perché Lukaku era ripante, strappava, e poi soprattutto Lautaro Martinez se ne avvantaggiava, mentre invece Lautaro adesso gioca un po' più in avanti e quindi prende le botte dagli altri. Vabbè, insomma, comunque giusto, il trequartista Çalhanoğlu sta dietro, effettivamente lo si è visto proprio nella partita ieri, no? Dove l'Inter è stata obbligata a stare molto indietro e Çalhanoğlu non tornava. E molti amici dicevano: ma perché non torna Çalhanoğlu? Perché deve stare lì davanti, ovviamente, no? Quindi deve creare un problema di parità con i difensori atalantini. Va bene, bellissimo questo momento, mi piace parlare di tattica perché è sempre molto difficile, sembra quasi che la tattica faccia ribrezzo, e invece è giusto, perché dopo alla fine ci si ritrova con gli errori, dice: ma come mai quello lì? No, perché ha fatto un altro tipo di lavoro che forse non hai capito. Ecco, molte volte succede questo. Bravo. Bene, allora senti, è un discorso, parlavi prima del Torino, no? Il Torino, arrivato a un certo punto, come dici tu, è un dato, anche a me piace molto andare a guardare i dati. Torino ha la terza difesa e ha 29 gol all'attivo, quindi qua io lo vedo che è molto molto indietro, superato anche dal Verona ovviamente. Poi vediamo un attimo anche se è superato da altre squadre. A voglia, è superato anche dal Sassuolo, stessa Sampdoria, gli stessi gol della Sampdoria. Quindi tu che sei un intermediario, quindi conosci il calcio, dovresti dire: vabbè, se io fossi del Torino dovrei andare su un prospetto, un attaccante che deve essere molto importante. Quest'anno hanno avuto problemi con Belotti, quindi Zaza, eccetera eccetera. È così semplicistico il ragionamento, oppure si può raggiungere, specie poi con certi giocatori che sono trequartisti, che si infilano da dietro e possono magari aumentare il gruppo di gol, il numero di gol? Ma ripeto, Juric ha iniziato in qualità di allenatore facendo il secondo a Gasperini. Dunque lui ora mette molto del suo, però le radici non le ha dimenticate. Dunque molto offensivo. Lui è molto offensivo, a differenza di Gasperini, essendo un ex difensore Juric, ha sempre salvaguardato benissimo le proprie difese e lo sta dimostrando nuovamente, non solamente prima a Verona, ma anche adesso. E poi è bravo a creare cicli. È vero che Tudor adesso sta prendendo le orme, diciamo anche i resti, con tutto il rispetto, di Juric, ma altrettanto è vero che Juric sta costruendo anche a Torino. Dunque Juric, per ricreare le fondamenta un ciclo, è perfetto. Secondo me è perfetto, perché la grinta non è bastante, ci vuole anche saper leggere le partite, con il proprio organico saper leggere le altre squadre. In questo penso che lui abbia, non dico superato maestri, però insomma all'Atalanta ci sono fior giocatori. Ora, con tutto il rispetto, al Torino è una squadra diversa, dunque sta facendo già, non dico i miracoli, però si sta dimostrando un grandissimo allenatore. Infatti lo volevamo anche noi a Firenze, non è che lo neghiamo, siamo contentissimi di Italiano, però prima Italiano c'era Juric, e dunque non è che però a livello di intensità è abbastanza simile. Italiano magari pratica un gioco un po' più arioso, però come intensità in certi momenti io trovo che sia una squadra veramente votata in avanti. Anche lì c'è, vediamo per esempio il dato, la classifica dei marcatori, c'è Vlahovic ovviamente, e dopo però un secondo marcatore devi andare oltre al ventesimo marcatore, che non è quindi facile da trovare. Quindi strappi tutto su un unico giocatore, hai capito? Quello sicuramente, però è anche vero, appunto, la Fiorentina è stato bravissimo Italiano, perché Italiano si è trovato, quando è arrivato, a ricreare mentalmente molti calciatori che erano definiti sulla piazza, calciatori con dei problemi proprio enormi. Io ricordo anche Saponara, che lui l'ha avuto poi allo Spezia, l'ha rigenerato, dunque è stato bravissimo Italiano. In questo l'allenatore, in campo vanno i calciatori, l'allenatore deve essere un motivatore. Quando riesce a estrapolare da un calciatore al proprio atleta il massimo, ha già fatto più del tuo. Poi è vero che spesso la tattica può essere, diciamo, può avvantaggiare, però ti faccio una domanda, amico mio, Fulvio, amico mio. Allora, ma secondo te
con una squadra, una rosa quale Real Madrid, Bayern di Monaco o Paris Saint-Germain, puoi mettere tutti i moduli che vuoi, se sono in condizione, non li fermi. Puoi fare il 3-5-2, il 4-2, il 4-3, non li fermi. Dunque, i calciatori sono determinanti, i moduli possono arrabattare, però alla fine la differenza è anche giusto. Dovrebbero farla i calciatori. L'allenatore deve mettere un 20%, un 20-30%, però alla fine in campo ci vanno i giocatori. Si dice sempre guarda Inzaghi, non abituato, diciamo, abituato alla Lazio, ha ricreato la Lazio, ha vinto anche la Lazio a livello giovanile, il settore giovanile vince la campionato d'Italia con la categoria allievi. Va all'Inter, prende uno spogliatoio pazzesco, perché Lukaku è andato via, Hakim è andato via, Conte ha lasciato la squadra in quella maniera, non la squadra. E lo stesso Allegri nel primo mandato va alla Juventus quando Conte abbandonò il ritiro addirittura per andare alle volte dell'Italia, della nazionale. Allegri si è trovato a rifondare tutto e a vincere, ha vinto tantissimi scudetti, ha fatto 2 finali di Champions League. Dunque i giocatori sono fondamentali, secondo me. Beh, questo lo sappiamo, questo indubbiamente. Anche poi c'è la famosa percentuale che un allenatore può incidere al 20% se fa bene, sì. se fa male incide all'80%. Quindi... sì, lo so bene, purtroppo è il duro scotto della legge del calcio. Beh, vabbè, insomma, allora la realtà, sei un po', mi stai fuggendo, non ti vedo nel riquadro. Ecco, così è un po' meglio. Ecco, se riesci a posizionarlo, perfetto. Allora, arrivato a un certo punto, torniamo sul discorso invece del calciomercato, che è una cosa che ti appassiona anche per lavoro in una situazione del genere, no? Quindi ci ritroviamo agli acquisti ovviamente della Fiorentina, no? La Fiorentina sta già pensando al post Vlahovic, perché Vlahovic ormai è deputato ad andare via, giusto? Quindi devi per forza Vlahovic, l'entourage di Vlahovic ha fatto chiaramente intendere di non voler rinnovare a Firenze. Dunque cosa accade adesso? Accade la Fiorentina ha 2 opzioni. Io sinceramente non da detta loro dico lasciamolo dov'è fino a giugno, perché Vlahovic ora sta giocando per la Fiorentina, sicuramente li vorrà lasciare in Europa League, per se stesso, perché più reti segna e più oscilla il valore dello stesso Vlahovic. Lui stesso penso voglia andare via a giugno, non è che vuole andare al fine della scadenza del contratto, sarebbe un anno fermo, sarebbe un folle, a mio avviso sarebbe un folle. Detto che tutto può accadere, però detto questo, dunque dico deve trovare la continuità. E più, insomma, io fossi la Fiorentina lo terrei. Hanno preso il pistolero, che poi ce ne sono 2, ce n'era 2 di pistoleri, c'era, non dico quello vero o quello finto, c'è Suarez che è il pistolero, dicono vero, poi c'è Piatek che per carità l'importante è qualche cartuccia ce l'abbia ancora e l'ha dimostrato, tra l'altro entrando in quel di Napoli al Maradona Stadium, riportando, anzi dando ausilio alla Fiorentina di poter vincere quella partita per noi storica, perché Napoli ci aveva già battuto in Coppa Italia alla finale, se ti ricordi, ultimamente 4 anni fa, dunque nemmeno quel trofeo l'abbiamo portato a casa. Detto questo, la Fiorentina ha 2 opzioni, una delle quali dici da qui alla fine, che mancano 14 giorni alla fine della sessione riparatrice del mercato, allora la Fiorentina potrebbe, uso il condizionale, spero diventi presente se riesce a trovare un grande calciatore, che non diventi tale quando anche fosse il contrario, un traghettatore fino a giugno. Se la Fiorentina riesce a prendere l'Alvarez, e faccio così un po' di fantacalcio, l'Alvarez della situazione, allora Vlahovic puoi fare la voce grossa. Però io penso la Fiorentina non abbia problemi di pecuni, però ha già investito sulla fascia destra a piede invertito, appunto, Iconè, ha alzato il livello Nico Gonzalez in quel di giugno, prendendolo addirittura a giugno, che poi è divenuto anche lui, Nico Gonzalez, campione della Coppa America. Ha alzato il livello, bene o male, con Odriozola, mettendolo esterno destro, che
anche lì è un po' opinabile perché non è un terzino, ma si vede benissimo lui la fascia, la fa, ma dal centrocampo in su, non ha la fase difensiva. Ha preso Torreira, dunque la Fiorentina, tutti i riparti, li ha ampiamente evoluti, li ha ampiamente rinforzati. Torreira era un gran giocatore alla Sampdoria, Era un gran all'Arsenal. giocatore, però tu mi insegni e ribadisci che anche all'Atletico Madrid, cioè l'Arsenal era stata guardata, cioè nel senso non aveva tutti questi minuti sulle gambe e sulla testa a livello mentale, dunque l'ha dovuto riformare, reinventare il signor italiano, bravissimo. E poi c'è un altro aspetto determinante, qui lo devo dire non da tifoso, non da persona seria, che la Fiorentina ha sempre avuto il 12° uomo, caro Fulvio. E quando il tifo è rientrato negli stadi si è visto la differenza. Ora è vero che vanno in campo i giocatori, però la Fiorentina, quando noi eravamo in Serie C, io mi ricordo una Ianese Fiorentina, faccio la battuta, ma in 15.000 a motorino, cioè insomma tutti fuori, quelli non riuscivano a entrare. 15.000 in modo di dire, cioè si fa la battuta, però insomma, Certo, no, per c'è dire. una storia Senti, a livello di tifo molto sentita, ma in tutti i sensi. beh, allora a questo punto qua non posso non introdurre questo argomento perché è molto importante in questo periodo, ma non solo in questo periodo, questo momento parziale, ma in un periodo storico, ed è questo. Allora, non voglio metterti in imbarazzo per nessun motivo, ti dico solo una cosa, che sono d'accordo che bisogna cambiare gli stadi, riammodernarli, eccetera, eccetera, però ci sono anche dei vincoli, ci sono delle situazioni ben precise e ricordiamo che alcuni da noi è un po' più difficile riuscire a buttare giù come concetto un Wembley e costruirne un altro. In Inghilterra lo fanno, veramente chiudono un occhio e lasciano perdere. Noi siamo un pochettino più romantici, diciamo romantici, potrebbe essere qualcos'altro, però comunque in ogni caso l'uscita di Commisso l'ho trovata un po' fuori luogo, perché bisogna avere anche comunque rispetto per quello che è la storia. Poi dopo ci possono essere interessi, magari è giusto fare una dichiarazione di questo tipo se non si smuovono veramente le cose. Cos'è la situazione attorno allo stadio? Qual è in questo momento? Però devo dire la mia, non posso parlare dico la mia chiaramente. Certo, ovvio. Certo, ma io penso che quando qualcuno in generale va a acquisire una società, prenda nozioni storiche di quella città, a prescindere da dove sia. Chiaramente se è Firenze, dove la storia, il Rinascimento, e non solo, dove la storia a livello monumentale, anche di musei, viene riconosciuta a livello di beni culturali, se, dico se, ma levo anche il se, l'ipotetico, lo stadio Artemio Franchi è stato riconosciuto dai beni culturali come un cimelo d'Italia, perché poi si fa parte di Firenze, ma il cimelo bene culturale fa parte d'Italia. Io penso ci voglia rispetto nel senso nella comunicazione, non dico niente, non sono nessuno per dire, dico la mia. In generale ci voglia rispetto, chi sia ci voglia rispetto, perché se è lì da 100 anni vuol dire che è già un secolo, è da 100 anni, Allora è non del perché nessuno l'ha battuto. 1930 ed è stato ideato Allora, da un luminare del calcestruzzo che è sì, Pierluigi Nervi. Non so se mi spiego. bravissimo, Ecco, quindi non è. bravissimo. No, ma non solo, ma è stato intestato anche. Ad Artemio Franchi è stato il più grande dirigente di tutti i tempi. Vabbè, Artemio Franchi. questo lo puoi reintestare anche uno nuovo, ma è Sì, sì, no, l'oggetto ma in io volevo sé. ricordarlo perché per noi, insomma, lo voglio ricordare anche lui perché direi, quando viene intitolato qualcosa a qualcuno c'è sempre un blasone di merito, ecco, dunque mi sembrava giusto, Fulvio, ricordare anche lui a traino perché quando si va allo stadio si dice si va all'Artemio Franchi, quando si va a Napoli si dice si va al Maradona Stadium, dunque reverenza anche per le persone alle quali... Tra parentesi, hai tirato fuori il nome, ovviamente intestato allo stadio ad Artemio Franchi, di quello che è stato il dirigente più bravo della storia del Bravo, calcio italiano, perché c'era grandissimo rispetto nei confronti del calcio italiano. Adesso veniamo presi a pesci in faccia e io mi arrabbio moltissimo perché quando sento dire il campionato italiano è diventato il cimitero degli elefanti quando è arrivato Lukaku in Italia, poi se lo sono ripreso, questo per dirne una, ecco, poi andiamo avanti perché hai altrimenti ragione, no, hai potrei... ragione Fulvio. Detto questo, dunque, smorzando un po' la cosa, ormai è una questione tra proprietà, vedo, e una fazione diversa, insomma, il tifoso
vorrebbe vedere la Fiorentina posta sulla parte sinistra della classifica, però tornare in Europa, che è la giusta, diciamo, il giusto blasone la Fiorentina merita. Perlomeno adesso. Senti una cosa, lo Prego. stadio divide come anche a Milano, vabbè, Milano siamo molto più avanti perché ci sono stati progetti ben precisi e stanno decidendo, hanno già deciso un progetto e c'è già in teoria una scaletta di tempi. Divide questo discorso anche da voi oppure no? Se ci fosse ipoteticamente domani la possibilità di Ma poterlo guarda, intanto i fiorentini sono contentissimi che questa proprietà sia riuscita finalmente a mettere mattonelle per il Viola Park. Dunque stanno facendo una cosa, hanno fatto una cosa bellissima, la stanno ultimando e sarà pronta, speriamo, tra meno di un anno. Dunque la Fiorentina avrà la propria dimora, come c'è l'Atalanta a Zingona, come c'è la Roma a Trigoria, come c'è il Milan Milanello, l'Inter a Interello e via discorrendo. Dunque siamo tutti contenti di tutto ciò. Però riguardo allo stadio è normale, ti porto un esempio, è vero che noi insomma fino ad oggi, io ho 50 anni, dunque noi abbiamo assistito anche alle partite magari o in curva all'epoca quando ero ragazzino o in maratona nella parte là dove ancora non è coperta, però penso che la stessa amministrazione abbia convenuto del fatto di rifare il Franchi, proprio per dare un'importanza storica a quello stadio. Dunque penso sia uscito anche un bando, penso siano usciti anche lavori, le idee su rifare lo stadio. Dunque secondo me il matrimonio, la liaison ci può essere tranquillamente. Ecco, è giusto andare d'accordo a prescindere da tutto. Ne gode anche la città, il tifoso e la squadra stessa, secondo me. Poi la mia... ovviamente secondo me. Senti, ci sono degli amici. Allora, vabbè, c'è un amico juventino, vabbè, fa lo spiritoso e dice pubblicità progresso, potrebbero interagire, vabbè, niente. Poi c'è Biagio Castagna, che è il telecronista, il radiocronista del web dice la Fiorentina la vidi per la prima volta con il gruppo dei senatori Battistuta, Rui Costa, Toldo, eccetera, una cirreale Fiorentina 0-0 quando fu retrocessa in Serie B. Vabbè, ok. No, io rispondo. Rispondi. Allora, innanzitutto lo saluto, anche se non lo conosco, lo saluto volentieri, mi fa piacere che sia collegato con noi perché vuol dire che insomma è una bella cosa. Siamo tutti in amistà, in amicizia, in Spagna. Certo. Ma mi risulta che quella Fiorentina lì che retrocesse, al giorno di andata era seconda in classifica, mi risulta, retrocesse, infatti che fece Chicori? Disse io vado giù ma vado giù con i campioni, li portò tutti giù sotto contratto e nessuno andò via. A prescindere dal momento, poi ritornò su. Quindi. Poi ritornò su, certo. Dunque dico, ahimè, insomma, ha ricordato delle cose che purtroppo a Firenze non possiamo dimenticare. Va bene, queste sono situazioni, sono più che altro dei ricordi di questa persona. Senti, adesso entrando nel discorso del calciomercato, no? Quindi, anzi no, sì. Prima di questo volevo mandare le immagini di Vlahovic, lo vedo qui altamente tonico. Riesci in qualche modo a inquadrarlo? Perché io ancora non l'ho inquadrato. Cioè è un giocatore di movimento con una certa fisicità, atletico, acrobatico, con dei buonissimi colpi e un grande fiuto del gol, ma non lo vedo ancora al top. Ognuno chiaramente lo vede anche. Io lo vedo come così. Lo vedi? Ti posso dire come lo vedo, certo. Allora, innanzitutto, ti faccio la scheda che siamo soventi fare? Sì. Allora, Dusan Vlahovic praticamente è nato in Serbia, dunque già la ghigna giusta, ricordiamo. 22 anni. È del 2000, dunque di quegli attaccanti che si sente oggi anche chi nella Juve 2000, lo stesso Alan 2000, Luca Pisa 2000, Raspadori Sassuolo 2000, l'annata del 2000 evoca veramente un'annata giusta per i forward, gli attaccanti. Allora, Vlahovic è mancino, dunque si torna lì, un giocatore già mancino, uno dice ricordo Salas, ricordo i mancini hanno un estro in più, mole fisica di struttura, fa tranquillamente riparto da solo. Volevo ricordare agli amici l'anno scorso la Fiorentina col 3-5-1-1 perché c'era Ribéry, giocava dietro Vlahovic. Quando giocava era sempre infortunato purtroppo, ha fatto reparto da solo, ha segnato tantissime reti facendo reparto da solo, col coltello fra denti.
È bravo anche il 4-3 perché chiaramente quando trova due esterni che vanno in fondo a metterla, lui di testa c'è, sia per la struttura che sia per la tempistica, per il timing di scelta. Poi è un giocatore, un attaccante particolare perché lui ha bisogno del contatto fisico. Lui gioca spesso alle spalle alla porta, parte a centrocampo, si propone appunto, fraseggia e poi va verso diritto, verso diciamo in profondità, verso l'area di rigore. Dunque un attaccante poi alla giocata anche. L'unico difetto che potrebbe avere Vlahovic, ha un piede solo il mancino. L'unico difetto è, aspetta però, se uno usa bene il sinistro, io ricordo un altro, è un altro ruolo, il destro, sì, è un fenomeno, però lui, ecco, se devo fare la scheda di valutazione e devo dire qualcosa, il destro, il colpo col destro lo fa raramente, lo usa raramente, però si parla di un profilo... Sono un appassionato del centravanti e per me il centravanti poi ipotetico, superato da tantissimi altri grandi campioni, era Roberto Boninsegna. Roberto Boninsegna era un mancino che però se voleva tirare grande, riusciva a tirare di destra, quindi aveva bisogno del contatto fisico, era proprio molto forte, in qualcosa può ricordare. Abbiamo Biagio Castagna che dice sarà il bomber del presente e del futuro, mentre invece l'amico Nestore Del Bocio, ricordo la grande Fiorentina di Montuori, lui ha qualche anno più di noi e quindi vabbè è andato un grande po' Michel Montuori. Vabbè, io non ho avuto modo di vederlo, però mi sono visto tutti gli istituti luce da appassionato quale sono e mi sono Michel Montuori, un grandissimo veramente, Michelito, allora, numero uno. Andiamo velocissimo, andiamo che ce ne sono tantissimi. Senti, si è fatto male Chiesa, hai parlato di Raspadori, Scamacca, parli di giocatori che quindi sono degli anni 2000, adesso a marzo avremo quel... No, Scamacca 99. Scamacca 99, okay. 2000 e Raspadori. Ok, beh, comunque vabbè, un dettaglio, nel senso che sono giovanissimi e quindi possono far parte, fanno già parte della nazionale, quindi come vedi questa situazione in cui abbiamo un grosso problema nel segnare? Immobile è un grande giocatore, un grande goleador, però in nazionale si esprime un po' meno. Quando non gioca però dice mancava uno come Immobile. Come mai? Sì, diciamo Immobile è diventato l'attaccante della Lazio perché quello che sta facendo in modo miracoloso, direi forte, ma lui tutti gli anni è capocannoniere, ha avuto Cristiano Ronaldo nel campionato, ha quest'anno Vlahovic e per ora la sorpassa. Lui finalizza, è l'attaccante della Lazio, diciamo, perché in nazionale non ha avuto modo. A Torino ha fatto benino nel Torino, alla Juve partite in principianti, lui ha 91, ha 92. Dunque è partito dalla lontana Sorrento per arrivare a Torino, dormiva all'hotel Primavera, mi ricordo degli aneddoti di Ciro Immobile, vinse il torneo di Viareggio con Bruni prima e Baroni poi, e da lì poi è stato a Siena, è stato all'estero in Germania, non si è mai consacrato realmente, anche se aveva molta qualità, aveva caparbia più che qualità. E ora, come vede per la nazionale, per i giovani per la nazionale, cosa dici? Ma guarda, io sono sincero, un attaccante, a parte pronti per la nazionale adesso? Sì. Sinceramente... come la vedi la situazione? Perché ci manca Chiesa che era... così, la situazione la vedo così. Allora, ironicamente qualcuno aveva ricordato poche settimane fa perché non richiamiamo a livello di qualità, non a livello di mentale. Balotelli ha fatto la popolazione, no? Perché non abbiamo niente avanti. Secondo me, invece, io darei più fiducia a Raspadori, perché Raspadori, a parte nelle ultime 4 gare, ha fatto 3 reti da fuori aria. Per un attaccante di razza che gioca in area di rigore come lui, ricorda Paolo Rossi nelle movenze, gioca sempre sull'ultimo uomo, piccolino, brevilineo. Io Raspadori lo valuterei un attimino con attenzione, perché se De Zerbi, che non è stato un fesso De Zerbi, tutt'altro, metteva 2001 Traoré l'anno scorso, 2000 Raspadori che lo preferiva a Caputo addirittura, che era il bomber per eccellenza è stata Empoli e poi alla Sassuolo e alla Sampdoria. Dunque dico, Raspadori ci crederei un po' di più, un pizzico di più. Riguardo al futuro, il futuro c'è la Serie B a livello di giovani italiani. C'è un certo Lucca che tutti dicono si è fermato, classe 2000 anche egli, veniva dal Palermo, è 7 mesi che si è consacrato, perché sono 7 vivaio del Torino. Io mi ricordo addirittura lo vidi all'Atletico Torino, ancora prima che arrivasse al Torino Calcio. Allora dico, lui è secondo me, come scheda tecnica viene fuori il giocatore, come a livello longevo anche, che ha prospettiva anche importante. E l'altro ce l'ha il Milan.
l'ha prestato allo Spal, è un 2002, ha 2 anni in meno, si chiama Colombo, mancino anche lui, tra l'altro. Colombo è un l'anno scorso ottimo... ha fatto qualche partita l'anno scorso. Colombo è un ottimo profilo, secondo me del Milan è un ottimo profilo, quello è veramente un bel giocatore, secondo me è perché è bravo sia con pallapiedi, poi cambio direzione sempre con la pallapiedi, e poi anche lui vede la porta, cioè quei giocatori sono belli da vedere proprio. Senti una non cosa... fai mai il viaggio a vuoto, ecco Fulvio, quando vai a vedere quello no, fai mai il viaggio a meno vuoto. meno male. Senti, c'è sempre Biagio Castagna che qua però provoca, E qua dice: e basta dare i giocatori alla Juventus, Roberto Baggio e Bernardeschi, per non parlare di Chiesa. Hai da aggiungere qualcosa? Allora, innanzitutto hanno dimenticato uno che non tutti ricordano, che si chiama Quadrado. Se vogliamo aggiungere alla lista c'è anche Quadrado, inoltre a loro. Sì. L'ho visto subito il messaggio, l'ho visto anche la popolazione. Non solo, la Fiorentina dovrebbe smettere di fare diciamo, a livello mentale, di fare le plusvalenze. Che significa? Una grande piazza diventa tale quando riesce a fermare i propri calciatori. Quando non riesce a fermare, perché sono cifre importanti, io parlo di... vuol dire che è la mentalità. Perché vorremmo riprendere l'Europa? Perché forse con l'Europa qualcuno si ferma. Ci sono degli obiettivi già prefissati e stabiliti e ottenuti. Quando anche là riuscissimo a prendere l'Europa, a riprendere questa benedetta Europa, in effetti la Juventus poi si fa grande con tutti in Italia, perché la Juventus è andata a prendere giocatori anche alla Juventus. Io ve lo ricordare Bonucci, un anno è stato al Milan, ma è stato sorpato alla Juventus. Cioè, ma no, infatti i titani... è un momento storico ben preciso. Poi si sa che la Juventus ha sempre fatto man bassa, quando decideva nei secoli dei secoli. Senti, parlando un attimo di Juventus, però no, una domanda. Il Curzo Malaparte diceva che noi eravamo maledetti, e dunque una domanda gliela faccio io al signore, però così se si collega lo saluto anche volentieri. Volevo ricordare che la sua Juve, nel senso buono, ironico del termine, si scherza, non è juventino, allora, un certo comunque facciamo cronaca, un certo Coman l'ha mandato via, l'ha fatto bene al Bayern e ha vinto il triplete. Morata l'hanno ripreso 3 volte in 10 anni, Keane l'hanno ricomprato, e ora si parla addirittura di Pogba che potrebbe ritornare a Torino, ricomprato alla Juve. Dunque dico, a parte è stata fatta una programmazione, a parte tutto quanto, dunque andare a vedere noi più giovani, non più piccoli, sì. Più giovani, anche se la storia è dalla nostra parte, perché dal 1926 forse qualcuno non c'era nemmeno. Però detto questo, noi più giovani sicuramente abbiamo l'ambizione di diventare più grandi, ma quando spendi e sei quotato in borsa e non riesci a vincere diventa un problema. Grazie per la replica. Era tanto per entrare nell'argomento, non voleva assolutamente farti arrabbiare riguardo a questo, però è chiaro che quello è un po'... No, figurati, io... No, ma dai, io scherzo, anzi saluto, figurati. Ci mancherebbe, lo saluto. Senti, invece il discorso della Juventus, perché andiamo a vedere un attimo la classifica. A me puzza molto, perché la Juventus è a 41 punti, ha dato dei segni comunque di ripresa, non segna molto, ha sempre un'ottima difesa, la quarta con 21 reti, però è una squadra che sta inanellando, per esempio, gli ultimi 5 risultati, si vede 4 vittorie e un pareggio, e si sta zitta risollevando. Cosa pensi in questo momento storico della Juventus? Perché molti dicono Allegri è cotto, altri dicono hanno un centrocampo inguardabile. Io sono più per il centrocampo inguardabile. Il centrocampo inguardabile la penso anche io così. Infatti non ho mai capito come mai la Juve non sia andata, come era solita fare, sui campioni d'Europa. C'era Jorginho e Verratti che potevano essere presi a delle condizioni, anche visto che uno dei quali ha anche un procuratore molto forte, anzi facciamo gli auguri in diretta, perché sinceramente davanti alle questioni di salute, certo. tutti, insomma io almeno mi associo ai saluti, grande Mino. Allora dico, detto questo, dico ad oggi insomma la Juventus non è andata a guardare sui profili veramente anche italiani, poi campioni d'Europa, dunque un blasone, non guardiamo i rigori sbagliati da Jorginho, guardiamo come ha interpretato
quell'europeo. Guardiamo Verratti come ha giocato. Andiamo a guardare Pessina, con tutto il rispetto per Locatelli. Andiamo a guardare quei giocatori lì. Allora la Juve, se ragiona così, secondo me può ragionare ancora bene. Ma lo stesso Icardi faceva comodo un po' a tutti in Italia adesso, perché qualcuno dice sì, ma ora lo sentite di tutti che è ingrassato, di tutte, no? Gossip, guarda Fulvio, le risate mi sono fatto durante il Natale roba da matti. Icardi, la verità è una, che all'Inter, ora lascia perdere le questioni all'Inter lo rimpiangono ancora perché Icardi è forte. Poi se tu mi dici no, poi c'è una strana accidentalità, scusami il soliloquio, e poi ti lascio tranquillo, non voglio disturbarti, scusami, sono un fiume in piena, eppure nel 66 non esistevo. Se uno pensa, Fulvio, se uno pensa che alla Roma stranamente è saltato Totti, bandiera storica della Roma, che allora al Napoli dici sì, vanno con i soldi, portano via Insigne, però stranamente salta anche Insigne, arriva quell'allenatore, salta, e Icardi salta a Milano. Sono coincidenze? Non lo so se sono coincidenze, però dico, si può dire che un allenatore o è sfortunato perché va nei posti dove saltano le bandiere, oppure non lo so, non so che dire. No, in questo non ti seguo, no, devo dire la verità che invece Spalletti è un ottimo programmatore, bravo. No, ma non mi sono ben espresso, è sfortunato, ho detto. Va bene, ok, è sfortunato, va bene. Cambiamo subito argomento, ce ne sono tanti, saltibecchiamo sempre sul calcio italiano. Andiamo a vedere un attimo la situazione della testa della classifica, perché abbiamo l'Inter, il Milan, Napoli e Atalanta. Io adesso non faccio vedere il calendario perché li ho già fatti vedere, per esempio faccio vedere forse parzialmente un po' quello dell'Inter, parlando appunto già dalla ultima partita del 2021. Abbiamo un calendario con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 partite, quelle dell'Atalanta e del Napoli con 13 partite, il Milan con 11 partite. Il Milan incontra stasera lo Spezia, credo che abbia una bella possibilità in questo mese di andare avanti e cercare di recuperare dei punti nei confronti dell'Inter, però ha sempre delle difficoltà nel mettere in campo l'11 giusto, perché ha avuto dei grossi infortunati. È stato bravo Pioli a tenere in piedi la baracca, riuscirà in questo intento secondo te oppure è difficile? Io devo fare i complimenti pubblicamente in questo caso Maldini, che è diciamo la bandiera del Milan, e anche a un grandissimo, forse il più grande direttore che abbiamo insieme a Castori, e Marchetti per la Serie B, Stefano, che è Ricky Massara. Per me Massara è il calcio, è una persona professionale, è una persona mai fuori dalle righe, è una persona che non vedi ma c'è, è una persona che non si mette mai in vista, riservato. Io penso che anche Giuntoli sono quei profili giovanili, non più giovani, perché anche loro 50, qualcuno 50 e pa, qualcuno quasi 50. Ecco, io penso che Massara, visto che mi parli di Milan, parliamo di Milan, Pioli, grande persona, a Firenze l'abbiamo conosciuto molto bene, sotto l'aspetto soprattutto umano, che è un grandissimo, e a Milano aveva fatto benissimo con l'Inter, con quelle 9 vittorie consecutive, e poi stranamente e al Milan è 2 anni che ha costruito, certo, grazie appunto al blasone di Maldini, che io sono andato a vedere anche Empoli-Milan, avrei firmato più autografi Maldini forse che di Ibra, e non esagero, Ibra non giocava, tra l'altro giocava Giroud e non giocava, però per farti capire, e Massara dici, ma questo sfonda la porta aperta. Scuola Sabatini, di Walter Sabatini, ha fatto per tanti anni il suo uomo di fiducia. Massara, Ricky è, secondo me, l'ha detto a lavori, è il migliore di tutti. Questo è il migliore di tutti. Veramente, guarda, visto che ce l'ha a Milano, dunque tu sei a Milano, sei un paginante, lui è del Milano, ora lavora al Milan, è stato a Roma, qui si parla di un grandissimo conoscitore di calcio, è una persona squisita e soprattutto conosce tutte le categorie, dalla Serie D alla Serie A, al calcio internazionale. Anche perché poi ci ritroviamo sempre con un problema che è legato al Covid degli ultimi 2 anni, quindi le risorse purtroppo sono quelle che sono. Quindi devi ragionare con molta creatività, ma facendo i passi molto
calibrati, perché basta un attimo, si vede che non hanno rinnovato contratti a Donnarumma e Çalhanoğlu, perché altrimenti si sarebbero incastrati in una questione economica svantaggiosissima. Però Ma bravi però, perché hanno avuto ragione fino ad oggi, sì, bravi. perché poi dall'altra parte hanno preso comunque dei prospetti, o si sono fidati di alcuni prospetti fatti crescere bene da Pioli. Quindi Però si può dire una cosa, Fulvio, sì, vai. quando c'è la società, il resto viene tutto dopo. Allora la Juve, che in questo momento non c'è più la Io ho parlato società. del Milan, ho dato Vabbè. la temporale, quando c'è la società, il resto viene tutto dopo. Bene, allora insomma, questo tanto per far capire che insomma la Juventus in un momento storico a livello di società, diciamo la verità, dai, diciamo, gli ultimi anni è stata una conduzione con lo tsunami di Cristiano Ronaldo che ha sparigliato le carte, era la squadra più forte, è arrivato Cristiano Ronaldo, hanno vinto gli scudetti lo stesso, lui se n'è andato e si è ritrovato con delle macerie la Juventus da questo punto di vista. Almeno io riconduco molto a questo. Però secondo me può essere vero. Io vedo un po' il Tottenham. Il Tottenham ha fatto diciamo quella convenzione con Antonio Conte, come dire, andiamo sul sicuro, un grande allenatore, e infatti ricostruirà tutto. Andando su Allegri hanno ripreso. Allegri è stato fermo Certo. 2 anni e mezzo perché voleva tornare alla Juve, lo volevano tutti. Ha fatto capire che con lui può alzare il livello, e aspetta però 41 punti, come te giustamente ricordavi, e ad oggi, a parte la Supercoppa persa all'ultimo secondo contro l'Inter, È una a parte partita. tutto, sì, però è ancora in corsa per questa Coppa Italia. Ma io devo dire la verità, è ancora in corsa per lo scudetto, secondo me, sono 9 punti dalla Sì, vetta. quello sì, però è, Non è già facile, più non difficile, facile, però. è già più difficile. Io ho sentito gli interisti, i tuoi giustamente amici di fede, ieri abbiamo perso un punto a Bergamo. No, l'avete preso, perché a Bergamo non vince nessuno a Bergamo. L'avete preso perché a Bergamo non vince nessuno, è Sono d'accordo difficilissimo. con te, non è che si Dunque, anche l'anno scorso abbiamo vinto mi sembra 2-1, 2-0 verso la fine del campionato con l'Atalanta che ormai era stanca, aveva già centrato l'obiettivo, non è mai facile fare punti da loro, quindi poi una partita veramente tosta. Andiamo a vedere un attimo i commenti, qua abbiamo Nestore Del Boccio che ha risposto per conto mio, no, Icardi no. No, però lì si va a vedere troppo. Allora, se si parla, è vero che calcio fa, dunque il pallone lasciamolo perdere, parliamo di calcio un attimo, lo dico verso di me, non verso la gente. Se si parla di calcio e si ricorda il calcio, Icardi, chi lo boccia è un folle. Io parlo sul manto erboso nel rettangolo di gioco, è un folle, ma non do di folle. È vero che ha 30 anni, perché è del 92, però è altrettanto vero che secondo me è un cecchino. Scheda di valutazione, bravo nel gioco aereo, bravissimo, bravissimo sia di destra che di sinistro, allora, tiene alta la squadra, è stato un leader, che è stato anche capitano, trascinatore dell'Inter. Scusatemi, bocciare Icardi come giocatore, follia, secondo me. Poi dico la mia, follia. Va bene, ok, in questo non ti seguo e mi metto dalla parte dei folli. Va bene, senti, vediamo le prossime partite invece del prossimo turno che sarà il 23esimo su 38, quindi mancheranno dopo 16 partite alla fine del campionato, quindi non sono poche. Abbiamo venerdì alle 20:45 in Verona-Bologna. E poi abbiamo Genoa Udinese al sabato alle 15, Inter Venezia alle 18, Lazio-Atalanta, bellissima partita, alle 20:45. Poi c'è la tua Fiorentina che va a Cagliari con un Cagliari che leggermente ha dato piccoli segnali di crescita alle 12:30. Poi abbiamo il Torino-Sassuolo alle 18, il Napoli alle 15 sempre alle 15 della domenica Napoli-Salernitana, uno Spezia-Sampdoria alle 15, quindi derby ligure da questo punto di vista, Empoli-Roma alle 18 e alla sera la partitona, la partitissima Milan-Juventus. Quindi potrebbe essere un turno favorevole all'Inter, nel senso che appunto Milan e Juventus o vince l'uno o vince l'altro, c'è un pareggio, l'Inter incontra il Venezia e deve comunque battere il Venezia, perché poi bisogna comunque fare i conti con il calcio giocato. Qual è la tua Deve battere il Venezia, il Venezia ha fatto lo scherzo alla Fiorentina, il Venezia che ieri ha fatto lo scherzo all'Empoli che perdeva fino a 10 minuti alla fine, ha messo un Matusalem, quale Nani
per convertire la partita. Il Venezia è gioco aperto con tutti, che è un bravo allenatore, preparato, Zanetti, che non solo è salito dalla Serie B alla Serie A, ma ha fatto sì che molti giovani, tra i quali anche Malé, classe 2000, mai bocciare il 2000, classe 2000, la Fiorentina di una vita riuscisse a divenire ciò che è divenuto, anche grazie a Italiano, ma soprattutto grazie all'allenatore precedente che è appunto Zanetti. Dunque l'Inter è vero che sarebbe stato quasi un derby, no, se c'era ancora Moratti, perché Moratti nacque proprio con quello di Venezia, se non erro, Fulvio, rettificami se sbaglio. Allora, dico, sarebbe stato quasi un derby se non ci fosse stato Moratti. Però vedi, stai zitto, vedi, io ti arrivo lì e ti faccio sorridere. Però diciamo l'Inter, poi Recoba, ci ricordiamo ancora. Vicino, grande. Però dico, Inter Venezia non è da sottovalutare, perché Venezia, ripeto, da perdere cosa? Avrebbe tanto, da vincere anche. Dunque giocano come l'Empoli gioca spensierata, è a 7 punti dalla salvezza, dove va la gioca, è fuori casa. L'Empoli ha dato dimostrazione di giocare a friso aperto con tutti e ha dato le belle batoste, no? Prima su tutte la Juventus. Senti, dunque, siamo arrivati quasi verso la fine, sì, siamo alla fine della trasmissione, non abbiamo avuto modo di parlare in precedenza di Giancarlo Antonioni, che tu appunto hai come amicizia, ma anche a livello collaborativo. C'era un'iniziativa che ho anche letto recentemente che riguardava un coinvolgimento di Antonioni con l'addestramento di nuovi calciatori, sì, eccetera, allora diciamo però che adesso siamo un po' bloccati, giusto, per la storia della pandemia. Appunto, ora il tempo purtroppo è tiranno, ma il tempo è anche un attimino ostacola un po' tutti adesso. Basti pensare che a livello giovanile molte compagini, a livello anche dilettanti, sono ferme, dunque adesso è un momento un po' dove dobbiamo affidarci a qualcuno, a qualcosa, che tutto cambi, insomma, speriamo di essere nelle mani giuste, poi ognuno troverà la propria locazione in questo. Giancarlo, avevamo un progetto di fare questa accademia volta appunto a diciamo perfezionare le doti tecniche. Penso che lui in questo sia uno dei maestri, perché lui la tecnica li dà del tutto da sempre quando era ragazzo. Dunque dico, gioca a testa alta. E lo stesso Evaristo, grande Beccalossi, eravate voi a Milano, mancino, anche lui mancino però, a differenza, dunque Evaristo Beccalossi, che per poco non andò lui ai mondiali, mi ricordo l'82, perché era in lista anche lui con Giancarlo, cioè lui e Dossena. Dunque mi ricordo, ero piccolo, però insomma questo lo ricordo volentieri. Sì, questo progetto appunto l'accademia, scusami, grazie per lo spazio, però che ancora è fermo e in stallo, perché aspettiamo che appunto le istituzioni sono state bravissime, ci hanno messo a nostro agio, ci hanno dato l'ok per quanto concerne la struttura, e aspettiamo solamente il timing, perché è inutile iniziare ora e interromperlo domani. Ok, va bene, siamo arrivati alla fine. Io però prima di chiudere con te mando in onda footballsenzaparastiche.com, che mi ha fatto una piccola intervista, e quindi sono dei ragazzi giovani e quindi auguro a loro la possibilità di andare avanti con questo loro sogno, è anche molto ambizioso perché veramente si allarga a tante categorie, ma anche al calcio estero, quindi io li ringrazio per questo intervento. A questo punto non mi resta altro che salutare anche gli amici della chat, quindi che sono intervenuti. Richard Milella è un juventino bergamasco, quindi saltimbecca tra l'Atalanta e la Juventus a seconda dei vari momenti. Poi abbiamo Biagio Castagna e ringrazio ovviamente Nestore Del Boccio, ringrazio anche l'amico Davide Larizza. Va bene, Michele, senti, abbiamo fatto un excursus su un po' il calcio viola e mi è piaciuto molto, perché abbiamo profumato che calcio che fa, di un colore comunque sempre molto simpatico, perché il viola è veramente un bel, anche se connotato da altre parti non è bello, però in realtà il Giglio ha un bellissimo colore. Quindi mi piace questo tuo intervento, spero di riaverti più avanti quando magari... No, io grazie a te, visto siamo ancora a gennaio, buon anno a tutti, mi sono veramente compiaciuto, grazie, mi sono divertito, compiaciuto, e ringrazio nuovamente anche Teletrule, Luca Laneschi di Teletrule, che mi ha concesso questa simpaticissima ma anche professionale intervista. Benissimo, senti, grazie ancora per aver partecipato, ringrazio l'intermediario Michele Frattini, alla prossima. Grazie. Ciao Michele, grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao.
Bene, siamo arrivati alla fine, bella chiacchierata, vabbè, simpatico, molto ruspante in alcune sue dichiarazioni, come giustamente lo è un toscano, quindi nel dare anche una coloritura al proprio pensiero, ed è la cosa, diciamo, più istintiva e migliore che ci possa essere, perché siamo anche persone di qualità e quindi persone che hanno voglia di esternare senza peli sulla lingua e anche nel migliore dei modi, questo senza offendere alcuna persona. Noi a questo punto ci rivediamo settimana prossima, quindi ancora una settimana, abbiamo anche altre partite durante la settimana che riguarderanno la Coppa Italia e il turno di cui abbiamo detto in precedenza, e ringrazio ancora Biagio Castagna che si è inserito ancora in questo momento, e ricordo che domani c'è, sempre nelle mie dirette che riguardano la presentazione di libri, un libro su Marco Simoncelli 58 con Fabio Fagnani a Equilibria alle ore 17:30, e giovedì avremo invece la puntata di diretta libro sprint. Quindi noi ci vediamo con Che Calcio Che Fa lunedì prossimo, sempre alle ore 17. Benissimo, sigla.